Prima si è stropicciato gli occhi, poi Gianni Bortoluzzi, cittadino di Post dal Pago, ha riletto una seconda volta, ma l'espressione era ancora lì, sul report delle analisi del sangue della madre effettuate martedì 14 al distretto sanitario di Alpago. L'asterisco sui valori della creatinina riporta alla frase in soggetti di razza nera moltiplicare per 1,159, carattere in piccolo ma leggibile. Razza nera proprio così, termine che Bortoluzzi non ha digerito tanto da segnalarlo pubblicamente. Io mi auguro semplicemente che questo svarione, chiamiamolo così, venga corretto al più presto dalla ASL, anche perché trattandosi di modulistica probabilmente è una cosa, io non ho verificato, che potrebbe anche essere estesa alle altre ASL del Veneto. Contattata nel primo pomeriggio, l'ULSS 1 Dolomiti si dispiace, testuali parole, che l'addizione abbia urtato la sensibilità dell'utente e onde evitare polemiche si dice pronta ad approfondire la possibilità di usare un altro termine di classificazione. Peraltro, fa sapere sempre l'USL, esattamente un anno fa la direzione aveva chiesto alle unità operative di verificare la documentazione sanitaria, valutando dizioni alternative a quelle di razza. Resta aperta la questione medica perché, sottolinea l'azienda, il termine razza è comunque usato nella letteratura medica. Per il solerte cittadino la segnalazione andava fatta. Questione di civiltà, dice, e la tempestività della risposta dell'USL sembra davvero dargli ragione. Il primo passo verso il razzismo è parlare di razze diverse all'interno del genere umano, no? Per cui niente, basterebbe una piccola correzione, insomma, e tutto andrà a posto.